E fanno la colazione col nonno, mi parla di struzzi, fame, freddo, paura, di una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far fin che si insonnia. E adesso contenti cantiamo in fondo della colonia. Sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misurar. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, eh? Sempre de pie partera, dei non rossar capoeira, o sapar sotto il vignar. Vengo criessimo un cavallo e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che il preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada, e na volta de Uarar, del giaronetto de arriva, sbaia e viene il cane piva, e levanti un coniglio. Lo svira con l'occhio dritto, che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mia vero? Stavo in casa di Amorosa, apri una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma da se fuora de misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto ose che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Feu la prima volta in casa di Amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto di sé ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni, so
Signor Madonna Santi così sia. Del fogão a lenha, la salera che boia. Parecchia la nonna, la polenta brustolata. E col nonno leve azul, chapea l'acqua calda e se feia un cimarrão. Se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. É minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite!
compare e mi invita alla festa, siamo dai per la strada, come mai la festa siamo arrivati. E adesso tanta gente che cantava nel filo dei corai, partigiani che suonava sulla banca, la sentai. Bravi, bravi! De mangiare che n'era tanto, che pane e tanto vino, e dopo a mezzanotte polenta e scodeghini. Sono Peppi, sono Tony, la linetta volva, se ti aspetti un altro poco la sei stufa di aspettare. Aspettiti che dopo arriviamo. Il Piero con la Pierina la teneva tanto stretta, de tanto che la struccava, che sbrega fin la giacchetta. La mattina era di casa e casca in tela vale, gioie e fiole che si basava sul casson della carretta. Adesso però il Tony con la tornietta se sentava ben darente, e il Nani mezzo ciucco se tegna sulle braghette. La mattina arriva a casa e il Nani con la ninetta, e compare che dormia la senta sulla scaletta. Guaretto del Tony. Adesso dopo di quella festa siamo stati ben contenti, che avevo perso le sinelle, le scarpe anche ai calzetti, la ombrella di una porta e il cappello sulla finestra. Mi compare sempre giù col cappello anche alla testa. Porca fumo. Buonasera buona gente, e noi altri siamo di arrivare stasera con sonate, un strafurmine di sonate, scherzare, ridere e passarsela con un altro filo italiano. Edgar Locatelli Marostica, de Serafina Correa, Serra Gauscia, Rio Grande de Sul, o se no anche a c'è, come che voleva altri. Le è un piacere, le è una allegrezza ad arrivare a casa vostra. Noi altri siamo de Serafina, dove che è il centro della cultura italiana, proprio così, qua si parla tanto italiano, senza desmeritare neanche un'altra città, no, ma dire che tutti quanti che vengono con altri, portando avanti il nostro italiano, la nostra vera e madre lingua, proprio così, capitale nazionale dell'italiano, italiano. Lingua dei migranti italiani, lingua dei nuantri discendenti qua del Brasile, lingua inventariata, riconosciuta dal Ministero della Cultura, lingua riconosciuta dall'IFAN in 2014, una lingua di referenza culturale brasiliana, così sì. E ancora, dobbiamo parlare sopra il sorghetton, sopra il mais, sopra qua del Brasile milio, proprio così. Ancora dobbiamo parlare sopra l'importanza di una pannoccia di milio, di 1 chilo di farina per fare una polenta, proprio così. Gavaremo stasera qua il gruppo Partigiani, che è di Caxias do Sul. Gavaremo ancora di parlare sopra il 24 di maggio, è il giorno del milio, il nome
della sommenza di milho Biomatrix, che è renomada, che si deve andare benissimo, che ha rappresentazione qua Serafina Correa per la conceito agronegócio de Carlinho Barp e de José Barp. Gavaremo del frotole, scherzar, ridere, passarsela in nome di Adilnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, dove che noi arriviamo pulito, chiari, netti e schieti a casa vostra. La Migi Plus, che è rason per tutte quante le bestie, sia porchi, polastri, vacche del latte, qualche bestia, cavalli, piegore, becchi, qualche bestia, la Migi Plus ha la rason per assar le vacche belle e sane. Così sì. Baspan, ecco, la Baspan è una impresa fortissima che ha stivaletti e di più di 10.000 itens distribuiti per tutto quanto il Brasil. Basso e pancote. E Baspan è il meglio stivale che ha pestato il Brasil. Polivalente, supermercato de Santa Rosa, il mercato che ha il conceito di essere il mercato della famiglia. Allora, quei di Santa Rosa è ben serviti col polivalente. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Qua pidarente pavalti vede. Guarda che orgoglio di avere una garrafa tutta quanta speciale, no? Della vodka Raisca, un prodotto della Fante de Flores da Cunha, no? A Trento, cosita. Paludo, a loja Paludo, ossia 7 loje, Tapejara, Sananduva, Marau, Casca, Paraí, Serafina, Guaporé, na rede de loja. Pai giorno dei morosi, Gesè de più di 200 marche de prodotti, moletons Nike, Adidas, Hanglose, Hanglose, proprio così, ecco, fin 10 volte 19,90 al mese. Guardati che facilità da pagare questi prodotti di altissima qualità, marche renomate, di più di 200, botas femininas via Marti da Cota a partir di 99,99 e mais, comprando presente para o seu amor, para il tuo amore, ecco cosita. Na Paludo você ganha 10% de desconto na sua próxima compra. Dia dos Namorados Paludo, sua moda, seu estilo. Gavemo anche Buffon, un saluto a Rosélio, a Jair, a Lauro, a Loreno e a tutti, a quei che fa parte da rede de postos Buffon 3 a Serafina, de più di 94 Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a 30 anni in Telmercà, de più di 2000 funzionari, che spettacolo, che maraviglia, quando te vedi Postos Buffon, fermete, staziona, va là, lavori e prodotti da rete de postos Buffon. Avemo anche Pian Alimentos, ração Parcan, gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Questa è la idea della Pian Alimentos qua de Paraí. Bravecto, tratta, previne e controlla puldi e carapati per de più di 90 giorni, è l'unico del mercato. Cercate questi prodotti in cliniche, ecco, pet shop, agropecuarie, cosita della avanti, va bene? Ecco, questi sei i prodotti da Bravecto è l'unico del mercato e più di 90 giorni, capito? Abbiamo anche a modello Penai de Bento Gonçalves, Cramento, se piove tire Terrento. Saluto a famiglia Cecon e tutta quanta la equipe che ti attende tanto ben quando che ti occorre Penai. Bridgestone, Firestone, fora de strada, agricole, qualche bitola de Penei, qua a Bento attende una regione grandissima. Zia Modelo Penei da famiglia Cecon e tutti i suoi collaboratori. E abbiamo anche Moveca Decor, mobilia per la casa, decorazione via internet. È così, una loja che manda il prodotto, te viene in tutto il suo site, te conosci i suoi prodotti, te compri, te paghi o a vista o a prazo, te il cartonetto, se una facilità da comprare, ma se prodotti di altissima qualità. A tua casa, a se merita Moveca Decor, mobilia e decorazione. Va bene? Un struconasso a Luciano, alla Simone, a tutti. Ecco, così sta, avanti. Ma non altri adesso devo chiamare un'altra sonata. Stasera se sonate, dopo andiamo a conoscere chi sei i suonatori. Vai! Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire o te le do, ma in America no, no, no.
mamma mia, Geraldà. Vai, vai pure, oh figlia ingrata, che qualcosa succederà. Quando è stato in mezzo al mare, il bastimento si refondò. Pescatori che pesca i pesci, la mia figlia viene qua a pescare. La mia carne è bianca e pura, la balela la mangerà. E il mio sangue è rosso e fino, i pesci del mare lo beverà. Le parole dei miei fratelli sono quelle che mai traditi. Le parole della mia mamma sono venute la verità. Le parole della mia mamma sono venute la verità. Che spettacolo, che meraviglia, buonasera ai suonatori. Bravi, tosati. Boia no? Sì, c'ho, boie. E qua è la banda de Jean, Ecco. boie di Pincora. Mi vuoi dire di si vara me recce Sì, c'ho, guarda qua. Ucramenti di cascota setto, ara la mescola. signore. Stasera che ne polenta. Ecco, allora stasera che ne polenta e dopo polenta, dopo delle polenta e ancora polenta. E persona ancora polenta. Col persona roba dolce polenta. Da rivede il cardapio di stasera. Che è? Ecco, buonasera, come stiu? Ben? Pulito? Grazie a Dio. Allora, quei casi, ma chi è lì chi suonatori lì? Dove sei? Cosa fai? E vuol sapere quei casa. Sì o no che vuoi conoscere i suonatori? Cominciamo la via. Ecco, mi chiamo Irineo Lume. Piama, Rineo Lume. Rineo, tio Neo. A tio Neo? Neo. Neo? Ecco, va bene. Bom, cantemos un pochettino, né? Ma mi tocca lavorare per vivere, né? Sì. Allora si smiscia un pochettino con le vacchine di latte. Vacche del latte! si pianta. Sommensa di Emilio Biomatric, fai vacche del latte, Sì, ciò. le Perché che si lascia lì, quando ti vai torle per mettere le tastale, ti vedi il bianco, perché le perde il latte per poter. Ciò che meglio buon. Ecco. E allora quante vacche? Abbiamo che le dà latte adesso che è un 18. Opa! Abbiamo 30 in tutte, né? Sì. Sempre che È tutto da famiglia, tutto in famiglia. Sì. Maravilha, visto? Catà fuori un cliente a sommessa di Emilio Biomatric. Dammi nomi della mamma. Leonir Succolotto Lume. Succolotto. Ecco. I nonni, chi che te pensi dei cognomi che fa parte della tua famiglia? Mi penso dei bisnonni ancora, Dossin, Zini, Succolotto, Balestro, Benincà, Zago, Lumi, Camaronte, ha visto? Gali. Maria Santa. Chi scappa pochi che non gli è parenti. Va bene, così. E la viola, quanto tempo? Desde 15 anni, 45 anni. 45 anni con la viola. Si fa un po' di barullo. Ma è importante, è bello, è fantastico. Va bene, così. Benvenuti qua. Grazie. Questo qua è... Chi è questo qua? Vediamo. Beh, noi mettiamo e mi fa quel che vuol. Perotti, Jadenir Perotti. Jadenir Perotti. Ecco, fin mezzanotte, dopo dell'avanti continua. Continua, ecco.
Perotti de Peri. Eccola, Perotti, quei piccinini, non è che i peroni, le Perotti. Sì. Perotti Senza medi. trattamento gli viene fuori bene. Sì. Va bene, cosa fa lo Perotti in vita? Beh, finché si era nuovo, fin di 18-20 anni, l'arrivo di alle vigne e piantare miglio e fagioli della rossa, no? Sì. Dopo, quando si è diventati un po' più esperti, né? Boh, mi voglio lavorare in città adesso. A partir da lì io comecei então a trabalhar em móveis. Lavoro, faccio cassette di legna, armari, che mi viene in mente fa fuori, tavole, carreghe. Qui chi domanda? Infine la mescola della polenta. Anche a quella mi occorreria una mescola. Ma se ti parlevi la portai qui, no? Porca pipa, ecco, ma va bene, ma che tempo, Basta che la fica è madura, la resta madura la portiamo qua più facile. Va bene, ecco. Chi che sei da famiglia? Beh, dico pochi parenti, perché i miei parenti li accopai tutti, ma invece mi viene in mente. Vi ridi voi altri che avete sempre su qua in cantina, sì, no? Beh, mi pare Perotti, per parte di me pare Perotti, la nonna è Lamperti. Opa. E sono fin lì. Da avanti lì non mi ricordo pure. E papà da mamma? Ah, me mare intorno è una Gardini. Gardini? Ecco, la Gardini. E dopo mi sono nascosto che erano morti tutti, non mi ricordo pure degli altri sopranomi. Ma in finale, Gardini Perotti. Giusto così. E sono una ragazza, tanto tempo no, come si dopo vecchio, giovane, piccinino. Suonare la gaita, mi pare, una volta suonare il bandogno con mio fratello più vecchio, sulla mula col bandogno dentro il sacco e con l'altro il pandero. E io comecei a toccare, mica che comecei a suonare infine con 8 anni, più o meno. 8 e 500 per aí, non mi ricordo bene. Ma infine, sfrognare drio, né? Sì. Fare che le suonate là, infine, per passarsi il tempo. Ma então seria che con 8 anni, 60 anni. Maria Santa. È ora di coparmi, no? No. Te che ne ancora di passare nel caro avanti a morire. Mi è vero che sei così? Sì. No, ma che abbiamo vita. E questo che è vita, che i momenti qua, no? Eccola. E Bon. che vita buona. Va bene. Gian quando le arriva qualche ha detto, non so se la mia fisarmonica, se la gaita è ancora buona di suonare. E mica che ho detto a lui, può star sicuro che sì, adesso vi vederti. Gian, come va? Vai che la vuoi o no? Voi che è un spettacolo. Contami di te un poco. Mi sono mi, né? Sì, so. Tutti gli altri sapevi che lui è lui. Tutti sapevi che mi sono mi. No, mi sono il Gian Piccolotto, Giancarlo Piccolotto. Ah, Giancarlo. Giancarlo. Opa, tem un bel nome italiano. Un bel nome, ecco. Sono nascesto in Lagoa Vermelha. Non so qua originale. Opa! Quelli della Lagoa Vermelha, allo Bettinho, Bettos Automóveis, sì, magari i casarini là che mi guarda, sì. E tanti altri. E mi sono convenuto a Cassia con 9 mesi. Opa! Già era un bambinetto. Ecco. Ti ricordi ancora, solo un pochettino la via. Te ricordi? Sì, un pochettino. Sì, ricordi un po'. E mi gosto nella gaita, cioè la mia mamma suonava un pochettino. Oh. Sì, un pochettino per avanti, allora, sì. Sapete? E mi gosto con 9 mesi per 10 anni, mi gosto cominciare. Ciao, guarda che bello, che cosite, vai, sfrugna, mexe, vai, via, via. Ciapa gusto. Ciapa gusto, ecco. E cosita e ga formai partigiani a... Gruppo Partigiani, perché che il nome Ligiani? Perché i partigiani sono quelli che hanno lottato a guerra mondiale e ga ciapa l'italiano e ga metteste in cuore e dice mi voglio lottare per non occuparli tutti, né? Le cosite. Então, e ga aveva il nostro padrino che Santolo. Sì. Santolo, Isso, Santolo. Che è l'Alberto Arioli, che ha dato il nome al partigiani, né? Ele era um pracinha, ele foi um partigiani dentro da segunda, ele lutou, ele participou da Segunda Guerra, então, e nós somos amigos, éramos, né, porque enfim ele faleceu, e ele deu a ideia, uma homenagem para nós que lutamos tanto, e daí nós puxamos para o lado da cultura. Vamos preservar. E resistia, né?
Isso. Era paesani, nosso soldati, né? Era a resistência italiana. Isto. Opa. E nanti la resistência della cultura Então italiana. nós pensamos, demo resistir, demo andare avanti con la cultura italiana, né? Allora, per finire la sera di stasera, questa mattina... Mi sono svegliato. Ma Sì. che è una storia ben interessante, curta, né, del Rarioli, né? Che noi altri che abbiamo domandato a lui quanti che aveva occupato, perché le non queriamo. Ah, sì, eh? Sì. E lui col parlò con la calmetta la disse, nanca un. Ecco. Ma come nanca un? Mi era il dottore, l'ha detto. Giudica ai tanti nostri che di Come gli altri. Era il È dottore, che né? alla storia della guerra, è che qui chi deve guerreare Sì. e copare, non sapeva neanche perché chi era. Sì, Lui aveva rabbia o odio dell'inimico. Sì. Tocca lottare. Per colpa delle teste de can che altri de sora che non indea mia la guerra fa la gente brigare e coparsi. A guerra è la più grande stupidizia che l'uomo ha inventato. Sì o no? Sì, È vero. ma è verdade, è proprio vero perché è vero così. poi che inventare la guerra è quello che ha cominciato a inventare le armi per vendere la E si munizione, la coparsi, cuore, e no? mandiamo con l'altro, noi altri stiamo qui. Sì, inventa la guerra, manda che altri E coparsi. tutto per soldi. Senza per soldi. rabbia, senza odio, senza neanche sapere perché. Perché? Chi che sei da tua famiglia? Vediamo che ti Ele pensi. me papà è piccolotto, la mia nonna che se vive un struccone a donna Matilde Fortuna Piccolotto. Ma che fortuna Che la se nonna, un bacione ascoltava. di vero cuore, Proprio eh! vero. Tutta la mia famiglia che Struccone. si La ascoltava. nonna sarà casata con una bottiglia di Ma mi vino, eh? vedete che sei un garrafone di vino pieno? In mezzo adesso perché 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 devo fraccarso. Guarda, tu struccone va. E la mia nonna è Fortuna, Opa. per parte del mio pare. La mia mamma è Borsato, Zampieri Borsato. Ecco. Qua che ne tanti borsati. E quei altri mi non sapeva più perché non mi Non te ricordo. pensa più. No, ma me Zampieri, Borsato, Piccolotto e Fortuna. Ah, ja. Se così. Ma adesso che mandiamo un saluto. Sì. Salutiamo chi là da famiglia che si deve guardare. Salutiamo Perché se no le donne... Ma Dio santo, e come? la Madonna, Sirlei, che la incentiva, né? Ciao. Opa. Sì. Com'è che è il cognome della? Frisso. 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 Ecco. E il mio papà, 85 anni, là che ne vede adesso, Luis. No, su con le recce, E tutta la mia famiglia, le mie fiole, le mie sorelle, i miei fratelli, i miei parenti là che Dio guardare. Brai. Boh, mi vuoi mandare che sto con la vecchia che lei in casa, è la sola. Dio il fogone, mangiare pignoni Ti e vede la mangiare vecchia quando che ti arrivi a casa, No, ma mi sono un po' vecchio che Ah, buon, allora. per noi vecchia è charme. Ah, carinyoso. Adesso sì. Cara vecchia, piccolina, ven qua. No, cosita, eh? E chi ancora che? I fioi? Mie fiol, Matteus, Sodona. Matteo! Matteus. E la mia donna la è Lume. Ah, sì, eh? Sì, parenti? Zia. Ah, zia. Su con le recce lì te, Chiamelo de vu. Cosita. Mia fiola, maritata, il suo marito è Caberlon. Opa. Caberlon lei è di... Bah, adesso non mi ricordo il nome, ma è mia distante della... Sì. Ma è alto, cioè il tuo su sotto. Caberlon. Ma è buono perché tutto il mondo lo rispetta, no? È alto, quando sono guardata via sotto si sa che ora che è. Sì. Ma gente fine, infine il personale lì vicino, lì in volta, lì che ascolta anche, né? Correia, che Capellette, la Rielso, Opa. Colombo. Oh, Colombo! Bicho velho, vai o che? Un grande struccone a Rielso. Mi non sono cane, ma ti cacciapa la scioppa, da una volta nella quadra, lì vede bene i cani, gli danno una scioppettata. Dai, scioppettare, sta attento. Il sanguanello. E vestiti tessuti di sanguinelli che lo riscampano con anche la scioppa, Un abbraccio. Ecco. Giancarlo, Gente, manda saluto a chi? casa il mio papà e la mia mamma le banche di 8 a mattina che siete pronti Di aspettare. di aspettare e il fiol del posto là. Então un struconasso a mio padre, Valgir Piccolotto, la mia mamma donna Sueli, la mia morosa, Opa. la donna Renata che estão lá. La tuparona. E gasta del Becche. fogo, que metesse pinho e vinho e zo bastonai. Zo. E em especial, um toqueto só para
a nostri amici del Partigiani, collega. Opa! Un saluto a chi è lì che fa parte del gruppo? Gabriel, nosso baterista, il Diogo Diogo. dos Santos, e o Jorge dos Santos, que são nossos colegas do contrabaixo do Partigiani. Bateria e contrabaixo. Que estão aí ligadinho no esatto. Filó Virtual. A tutti un strucco Conasso! Va bene. Un abração. Ecco, sti qua che abbiamo tanto da suonare, mi va o banda di là per vedere cosa che ne da mangiare stasera. Buonasera, come stiamo? Bem. C'ho Marinho con strasso, pica via qua, tu vai a... Queria sulla travessa, ma Sì, ci vedo. Che ne una traversa lì. se bate a sua um pouquinho, braga Ah, non vuol dire, non quasi conta. 9, Non co- ma senti, sì, senti, non è questo. senti il termo, senti, ascolta bene. Non conta. Quanto tempo ha? Non vuol dire non conta. Sì, se ecco. qualche insetto non de vo- bagna anche, sì, non è ecco, problema. va bene. Marinho e Marco Buonasera. Marsaro, buonasera. Come Buonasera. stai? Bene? Buonasera, Maravilha. Buonasera a tutti. Buonasera Valtri, chi si casa, che piacere. Scompartì, vero Marco? È importantissimo Compartir. scompartigliamento, portare avanti il nostro filò italiano. Va bene? Così andiamo insieme. Stasera viene fuori. Marinho è da mangiare. Opa, Senti? da mangiare. Demo banda al fogão para mostrar. Demo banda al fogão? Será che arriviamo per vederli? Ma se no ti dico cosa che è dopo stasera Valtri di vedere il nostro mangiare. Stasera vi diciamo cosa che mangiamo perché chi che ha fatto il cardapio è stato Alberto Luiz Pinzetta. È il nostro popular che lo chiamali Beto Pinzetta. Beto Pinzetta. Betão, lui che ha fatto il cardapio che ha mandato per scritto qua per Nantri, va bene? Sì. Te che ha fatto pulito come... Sì. E lui è il supervisionar, caro Sì, zio. mi Cada ho visto. pochettino lì là in cucina, Eh. ne guarda com'è che sta, com'è che non sta. Va e bene. tal. Allora che ne lo chiede a mangiare? Radici cotti con a pancetta. con lardo, Con la pancetta, o con con lardo. bacon. Sì, bacon, un po' di segole anche abbiamo. Anche, cioè, da gusto. Che ancora? Che cosa? Abbiamo una costelletta del porco. Costelletta de porco. Pura carne quasi, pura carne. Quasi pura carne. Mandargli un saluto a Luizinho Mariussi. Opa! Da Beija-Flor. Sì. Che lui mi ha mandato la costelletta. Sì. Produtos Beija-Flor, nostro patrocinador. Ecco, che ha mandato la costelletta de porco. Che Abbiamo costa la ancora? Gisa che le dio fa una fortaia fantastica. Oh, fortaia di uvi e formaio da Tina. Formaio da Tina, tua sorella. da Tina proprio. E che vacchette che abbiamo dopo dobbiamo vederle. Le vacchette che di vedere qua nella scianta, quelle che avevamo mondesto, no, ma la Tina tira do lato e poi la fa il formaio. Sì, proprio. E dopo mancaria chi dopo chi mangiare lì? Sì. A polenta. A polenta. A Senza la polenta da mica. Giorno del miglio non far una polenta. No, che sei? Andremo a farla a vivo e a colori, l'acqua, la becca di scaldarsi lì. Sì, maraviglia. Tappa è nuova. Il perché fogone una a oretta. legna, lei intacca. Sì. Senti che caldo qua. Sì, mi sento qua del Rio che mi scotta. Ah, io vedo qua, va Io vedo, la punta. Vediamo se io vuoi vedere qua. Il fuoco No, no, ancora no. vedi lì il fuoco. Ma dopo che mostriamo, senti, c'ho scuota Ai, ai, su tutto, scuota, scuota su. Ma va bene! Ma aspetta solo che fa un piccolino commentario, ma no. Perché, sora che? C'era di ascoltare Valdi che aveva parlato sopra i testoni che mi fea i nostri antenati andare alla guerra. Coppar o restare coppar. O morire. Pensa in testoni proprio che c'è. Ecco, ecco. E le Cosita, cosita. sì. E la piccola magua che mi gao, le di Getulio Vargas. Ah, Che sì? ha fatto tante cose buone Getulio. Sì. Che ha fatto la cartiera di lavoro, che ha inventato il salario minimo. Tante cose buone. Sì. Ma quella di proibirmi i nostri nonni parlare italiano. Signor, un signor Severino Stefanò, un mesio, quando quiser venire sto a luce, pensa alla luce, signor, tutto scuro, e gli devo impiantare i posti perché veniva l'energia elettrica, Sì. la luce. La forza elettrica. La contentezza di loro di aiutarmi a fare i busi, per piantare i palanchi, Tutto. tutto. Sì, ciao. E ciò, loro un dì, dei mesdì, loro che aveva fatto mangiare questi funzionari della Sognanca, se vuoi dire Sì, che epoca là. sì. Cioè, lui ha detto a me mi tocca fare un aggrado. Era epoca di Emilio. Sì. E che cucinare e panocce, cioè. Cucinare panocce e lui la sentai di descansare, è andato là con una passiata di panocce. Panocce cotte in Cioè, quella loro- che le fa il fumetto. Sì, e loro cioè, che iniziano a mangiare queste panocce, che stai buone, cioè, che stai buone. E lui poteva mia parlare in italiano.
Ele volesse parlare in brasiliano. Sim. Ele que ha dito, este milho é sorguetão. Ele tem a panocha longa assim. Questa qua, ogni anche da casa a vedere i miei fioi se le mia vera. Visto? Este milho è sorguetão. Che imbarbotar su tutto. Sì, non sapeva. Tu che parlare in brasiliano, ma se era mia voce. De grande milho che ha fatto una pamonha. Ecco. Ma è una storia veridica Vista questa qua. come Ecco. E te Marco? Oppa, giorno 22, giorno dell'abbraccio. Oh, che peccato che non da mia considereve tutti struconai su. Sì, Ecco, ben quea, ben quea. Ma parliamo da onde se Dio vede me. Se li becchi di Dai, vede. me vede Vieni tanti gente posti. che per tutti i De cantoni. Forchetta, Caxias do Sul, ciao. Bravo! Caxias do Sul è da rente de Forchetta. Forchetta le Sì o no? capital. Ecco, capital de Caxias. Pessoal de Paraí, anche se tá escolhendo. Opa, Paraí, Porto Alegre, Ilópolis, Dois Lajeados, São Paulo capital, Barra Funda, Antagorda, Marmeleiro, Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Encantado, Toledo, Erechim, Canoas, 13 de Maio, Montebello do Sul, Água Doce, Cordilheira Alta, Guaporé, Novo Barreiro, Serafina Correia, Campo Grande, Veranópolis, Concórdia, Céu Azul, Passo Fundo, Nova Prata, Portão, Aratiba, Taquara, Doutor Ricardo, Lajeado, Marau, Primavera do Leste, Sarandi, Roca Salles, Farroupilha, Pedras Grandes, Sorriso, Mato Grosso, Itaipulândia, Natal, lá no Rio Grande do Norte, Brotas, Espumoso, Mussum, Casca, Santo Antônio do 30, na escuta, Nova Bassano, Coronel Vivida, Pato Branco, Nova Araçá, Canudos do Vale e Cotiporã. Maravilha, Marta. Olha lá, che spettacolo. De lá é compartilhar. Importante. Cosita, sì. Ma va bene, qui andiamo a parlare sopra miglio, la panoccia di miglio, il grande miglio. Ma miglio è una parola brasiliana, eh? Ecco. E il grande miglio viene dall'Europa, no? Sì. Sì che è fatto? Ecco. E dopo, allora è il mais, o se no è il sorgheton. Cosita. E qua noi anche chiamiamo miglio. Ma miglio è inserito nella nostra lingua belga. Va bene? Ecco. E allora ascolta, la importanza di un poco di miglio per fare la polenta, se torniamo indietro 140, 130 anni, andava al mulin a piedi. Ne tutti che aveva cavalli i primi anni. Fava chilometri e chilometri a piedi con una quarta di miglio. Una quarta quanto se una quarta? Una lata? Una lata, quella. Una lata? Mi andare a 140 anni, mi sono dato tante di che volte in Ma ti si mi è tanto sacchetto. distante. Sono andato là del Molin di Vizio Peruso. Col sacchetto che ti schiena. Dei risieri pulga. Col sacchetto, 2 quarte, insieme alla schiena. Visto, Molin. E il Cupal mi raccomandava. Dica che il masene è il mio. Sì, capriccioso. E allora andava al mulin e si fava la polenta, perché mancar da mangiare l'era stretto, sì. Ma polenta poteva mia mancare, mia vero, perché no. Polenta è qualcosa, polenta è qualcosa. Allora che era il costume di imprestarsi le robe, dare in prestito delle cose, sì o no? Sì. Mandiamo un saluto a Modello Penei di Bento Gonçalves e anche al supermercato polivalente di Santa Rosa. E che era una donna che era terribile, cattiva, trista, ecco, fastidiosa. E ancora rugna. La aveva tutte loro dentro. Tutte. E quando ci appena in prestito, ella sempre la dea una maniera di ciavare o mandare in giro manco e avanti, no? E allora c'ho i vicini, dirghe de notte se, brigar neanche. Imprestarghe la sapeva come cagare. Allora un dicio, sta donna triste come il velen, che capita gente a casa alla 1 al domesdì. E mi penso tanto bene che quando rivia gente là a casa, mia mamma, non che era, ghetto mangià. Sì o no? Sì, prima cosa che ti mandava. È il poco che ne è per tutti. Ecco. Sì. Se non che era da mangiare, ascolta bene, mi diceva, nene,
vai vedere se te catti uovi. Ah, sì. Cattare uovi. Tignare in volta. Tignare. Cerca. Perché un tocco di polenta, radici e 2 uovi, ecco. E dopo qualche tocco di pane e marmellata. Punto e basta. Sì. E l'allegrezza. Non che c'era cerimonie. L'allegrezza marosa che sentei in volta in qua in adolescente, cattare un Un gnaro di con 10 e 12 uovi. Maria Signora, come guadagnare lo trasportivo. Sì, e le nostre nonne le sapeva se le ciò che era di giocarsi era buonissimo o no. Setto, di che maniera? Mi te conto, mi sono specialista Vediamo in se galline. lei come che mi Mico pensa. Beck è detto qua che la gallina quando la va a mettere 2 uovi, quando la va a integnare la canta e quando la mette 2 l'uovo la osa. Ah, sì, la se lamenta. La se lamenta. Perché dice qua, la gallina la mette sto 2 l'uovo, senti come la canta la su. Sì. Dio lamentarsi. La gallina quando prometti un uovo tipo queste canta ancora. La gallina quando la va a tegnaro, la va strassando contenta, la va apparecchiando il corpo, il psicologico, capisco? Quando arriva là, quando che a mola do, che avviene fuori del gnaro, tu sì, tirerebbe via. Quanto male! Quanto male! E ancora che nelle quelle che mette 2 bale. Ma no, gente. Gabriele capito come che funziona il mestiere. Ecco, loro andare in cerca per fare da mangiare. Quando si era 2 uovi, 3 da mangiare, e l'uovo tegnaro fuori deve sapere se lui l'è. Gioco. Slosso. O ciocca. Prima parla ciocca, perché se la lasè su tegnaro, allora lei la va via del gnaro. La resta cattiva se la zè lì. Quanti corridoni? Ma se no, è l'uovo che te catei fuori, l'era pa il colore. Te savei dire fin quel che la mettesse da un coi. Perché l'era bianco l'era chiaro, netto. E che l'altro ne ha su con le sate sporche, era più sporchi, che tu capivo? Setto anche una maniera di sapere se l'uovo era slosso o no. Anche, sgolarlo. Sì, ma allora quello è slosso. Era slosso. Ma che non era quel che aveva il pittinback, no? Ma infatti, ascolta bene, allora arriva gente a casa di sta donna e non la ga farina di polenta, perché aveva il miglio tutto pronto per andare al mulin, solo il didrio. Famo che? Demo in prestito di farina. Sì. Allora chiama, nene! Ciappa la pignata, vai su, la comare, digli che ti impreste farina. Allora lui ciappa la pignata e su. Quando e te sai cosa dirghe, Allora arriva su e gli dice alla comare della mamma. Sì. Dice, la mamma la vuol farina in prestito. E l'ha detto che se per voi incalcarla, che la dopo ve la incalca anche io. Perché l'altra ha detto... La sei proprio brava tua mamma di incalcarla. Se conosce bene. E conosco bene. Ma amico Beck è visto, ma dare in prestito un panè di pan e quel che ne dai in prestito che ne era un solo. Tagliarlo per me. Maria Santa, tagliare medo pan. Ti impresto medo perché non ho un solo. Sì, a passare fame no. Ecco. Sì. Va bene. Mandiamo un saluto a quei di Nova Alvorada. Vero Marco? Che vendere? Vendere adesso giorno 28, che si live del Facebook del municipio di Nova Alvorada in commemorazione 33 anni di emancipazione politica. Età di Gesù Cristo. Ecco, un saluto a Edilso, a Romanini, al sindaco, ecco, a Dirseo Groli, al sindaco, la Loli, che sede a cultura, tutti i segretari, tutti quelli che lavorano da prefettura, Samir, a tutti i municipi, a Samir, un surconasso, vero? Lui è Casa Grande da cognome. E che sarà allora Rudinei e Gabriele Pare Fiol, proprio, che se De Lima da cognome, che se anche chi ancora Frison e anche Mariano. Quelli è quel che fa Trovador, ti conosci, vero Marco? Dice che è bravo per trovare. Cosita, maravilha. Allora ancora è speciale del milho e i nostri apoiatori se la Biomatrix Somensa de Milho, la Conceito Agronegócio, la Somensa de Milho
questo anno qua non ha visto la tal della cigarrinha. Ecco, la Z, la Biomatrix. Allora noi andiamo a conoscere un pochettino di più. Josiel, metti sul video. Olá pessoal, eu sou César Rafael, RTV da Sementes Biomatrix no estado de Santa Catarina. Estamos aqui hoje em Campos Novos, onde estaria acontecendo um evento grandioso que a gente participa todos os anos. Em função do momento que estamos passando na questão da pandemia, o evento não se realizou, mas a empresa buscou e está aqui presente. A gente montou a estrutura toda com todo carinho para estar apresentando o nosso portfólio de materiais e está levando essa questão da tecnologia, do portfólio tolerante à questão de enfesamento, que está destacando bastante no mercado esse ano, os materiais da Biomatrix. E a ideia é essa, é preparar um material da maior qualidade possível para que a gente possa estar levando essa informação até os produtores. Meu nome é Zampar, consultor da Sementes Biomatrix. Estamos aqui em Campos Novos para mostrar para vocês realmente o que a Biomatrix faz para o produtor de leite, para o produtor de carne. Estamos aqui diante do BM 3066, marcando realmente uma história num ano complicadíssimo, com ataques severos de cigarrinha em todo o Brasil. Nós estamos diante de um material aqui muito tolerante à cigarrinha, material que tem condições de entregar muita matéria seca por hectare, matéria seca com alta digestibilidade, grãos dentados, amarelos, excepcional fibra, ou seja, o BM 3066 ocupa no mercado e tem ocupado um lugar de destaque para aquele produtor que realmente quer plantar materiais específicos, quer realmente que a sua terra possa entregar o melhor alimento possível. Eu sempre digo que o maior bem do produtor é a terra e com certeza, quando ele faz a escolha certa, o híbrido certo, com certeza os resultados serão determinantes para o seu sucesso. E a Sementes Biomatrix tem se posicionado no mercado de semente de milho realmente com muita especificidade. Trabalhamos com híbridos para grãos e híbridos para silagem de milho e sorgo. Nesses anos todos a empresa tem focado muito em pesquisa. A contribuição da empresa hoje para os produtores de leite, produtores de carne, realmente tem feito a diferença. A pesquisa tem realmente colaborado em lançar híbridos que têm especificidade. Estamos aqui diante do BM 3066, o material mais plantado no Brasil para silagem. Dentro desse contexto das nossas criações, a gente está vendo o aumento dos custos de produção. O alimento feito em casa é sim a melhor escolha do produtor. E o BM 3066, ele sim é uma possibilidade muito real para se ganhar dinheiro nas fazendas. Com isso, a empresa cumpre o seu papel de sim ter produtos que ajudam, né, os produtores, seja na produção de grãos, seja na produção de silagem. Com isso, a empresa está muito forte no segmento de silagem e pode realmente contribuir com todo o agro, que a gente possa realmente ter sucesso num momento que não é do que a gente tem passado, com muitos desafios, mas que com esse foco em pesquisa podemos sim trazer o melhor para o homem do campo, para o produtor, principalmente de leite de carne. Pensou silagem? Pensou Biomatrix. Olá pessoal, sou Murilo, consultor de desenvolvimento de mercado da Sementes Biomatrix. Estamos aqui hoje para mostrar a tolerância genética ao complexo de enfesamento. A gente observa aqui um híbrido com genética suscetível a enfesamento. A gente observa as espigas mal formadas, planta definhada. Esse híbrido vai sofrer muito, né, perdendo muita produtividade por conta do enfesamento. Em contrapartida, a gente vê nesse híbrido aqui um híbrido tolerante, genética Biomatrix, tolerante a enfesamento, a planta bem formada, bem estruturada, verde de cima e baixo,
espigas bem formadas, um híbrido muito tolerante. Então a gente observa a diferença entre ambas e o quanto isso vai acarretar em produtividade na colheita. E as sementes Biomatrix seguramente possuem a genética mais tolerante ao complexo de enfesamento do mercado. Material com uma excepcional tolerância à cigarrinha. Um ano muito severo com o ataque dessa enfermidade, realmente que tem trazido muitos prejuízos nas nossas propriedades. Lembre que a genética, sim, é papel fundamental para se garantir, se preservar e ter uma segurança de ter produção de alimento na nossa terra, que é a possibilidade de ter um alimento de custo interessante para baixar realmente essa alta carga que o produtor tem recebido aí e aumento de custo de produção. A silagem é sim esse alimento que pode ajudar nas nossas propriedades. E o BM3066 cumpre esse papel da especificidade para o produtor de silagem. Ótima fibra, grãos dentados, amarelos e uma ótima sanidade. Principalmente a cigarrinha. Um ano que realmente teve muitos desafios e muitas lavouras sendo perdidas, e o BM3066 tem se mostrado realmente muito tolerante. E na proposta da empresa de ter mais oportunidades e mais opções de mercado, nesse segmento de silagem de alta qualidade, esse mercado que tem a necessidade da especificidade, plantar materiais que foram feitos para silagem, apresentar para vocês o BM3069, material de grão dentado, ótima fibra, boa tolerância à cigarrinha, é mais uma opção dentro do portfólio da Biomatrix para aquelas fazendas que querem sim ter a possibilidade de se plantar um material que tenha uma alta produção de carne e de leite nas nossas fazendas. É a terra do produtor sendo ocupada por um material que faz a diferença, que realmente possa produzir o máximo de carne e de leite com os híbridos da Biomatrix, e o BM3069 é uma ótima opção para aquele que quer sim produzir silagem de alta qualidade. Pensou silagem? Pensou Biomatrix. Que espetáculo! Silagem, amigo, assistiu na palestra da equipe, vero? Dei tecnici, dell'agronomo, engenheiro agrônomo Silvio Dalmoro, um grande amigo nosso, speriamo che si recuperi, che si tiri su. Ecco, e dizia così, buttete dopo che ora te tiri su, o struconasso a lui e tutta la famiglia, tutta l'equipe da Conceito Agronegócio. Loro spiega ben come far silage per dar retorno, quei piccoli dettagli che ti dà un grande risultato. Gorazon sì, certo perché? Perché se te guadagni 1 litro di latte al dì cada vacca, final della settimana e del mese dà tanta differenza. Immagina final di anno. La qualità da silage e il tender, la salute delle vacche, vero? Allora la Conceito Agronegócio qua di Serafina, che ha tutto quel che occorre per ver vacche salutari, con salute, belle, che dà tanto latte. Ecco, buonasera Beto. Buonasera, Struconasso Marostica. Vedi. Ho che vi fatto un bel mangiare, Marinho, ma tu ti che hai fatto il cardappio? Ma Marinho se non fosse detto, mio marito, non fuori niente. no, amico, ho detto, mi insomma è buon Marinho, ho detto, mi amico. Ma allora... anche tu, ho visto tu donna lì insieme. Giuta un po'. Giuta un po', tanto anche. Ma conta-me, conta si dato travasar vinho, Posso travasar il vinho. Primo Marostica, tocca... essere contenti con quei tre che sono lì, partigiani, mia fiacchia. Gli ebrai. Ebrai Gli bravissimi, bravissimi. Sì.
Portoghese E esse aí, Charlie proprio. esse aí si giri ancora. Di che donne su. Tocca ringraziare perché giusta mantiene la nostra lingua. Ti sempre parlo con vengo qua altri mestieri, programmi anche in volta che non mi tocca tenere in botta il nostro italiano. Sì, è vero. I piccinini tante volte adesso che sei anche quando parlo di giorni se puoi comprare anche libri per imparare. Opa, ben pensata. È il libro che insegna come scrivere, come parlare italiano. Cosa, una bellissima opera, Ecco. questa tua, quelli che ho detto parlare fuori prima. E non altri tocca a te, che ho detto prima anche, tenere in botta nel nostro italiano e fare i tosatei piccolini anche imparare. Partirà avanti. Ma mi stravasare il vingere. Ma allora come che ti hai fatto? Mi non sapevo neanche che ti fai vin. Con il 30, mi cabello. Ah, cabello, i pinzette là. Tutti, Januario anche. Giano fa vin buon anche lui, Ma e lo vero che... Fa tan buon, viene che botte piene, ci arriva là di sua casa. E viene pronte. Ah sì, è piena. Ma Beto, sai viu com'è che lui stravasa il vino? Non è mia come faccio di pensare. Lei ci parlo del garrafone buttato nel bicchiere. Adesso te mi che entrega. Ho fatto un 20 bicchieri. 20 stravasai. 20 stravasai. Non vou gettare marino, sennò là il fuoco là. E ti dà che paia qua. Mi che dà un paia qua, vai bene. Allora parliamo da Moveca Decor. Comodità, de conforto, tranquillità, de confianza de comprar mobília e decoração para la casa. E non anche che abbiamo una cosa bella che la parla ben meglio di me sobre a Moveca Decor, quer dizer, la Renata Fan. Vai lá. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! É minha vez? Não é! Me dá! Não! É minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Olha lá, cosita sì. Stasera andiamo fino alle 3 della mattina, mais o meno, se avevamo tutte tesonate che avevamo, materia che avevamo cata su. Coi altri di vedere come che si cata su il miglio, come si catea sul miglio, cosa che si fa con la panocchia di miglio una volta. Tutto a man. Noi altri vi mostriamo qua stasera, non sti perdere. Scompartissi, passa avanti, chiama al fratello, sorella, nonna, nonno, piccinini, chiameli per vedere, chiappare le vacche perché erano i miei boy, la carretta, andare sul miglio, descartossare, desgranar, tutto questo femo noi un video stasera, ecco, in nome della Biomatrix, Mensa di Milho e anche del Conceito Agronegócio, qua di Serafina Correa. Mandei saluto aqui, te smentegar aqui. Trucou, me gosta de desmentegar, meu fradel, Rafael Piccolotto. Rafa, vai o que, bicho velho? Os trucou, meu fradel. Que paia. E adesso cantemo cosa? Ricordo de casa mia. Ricordo de casa mia. Ecco. C'è una canzone che dà che paia. Vai! Son tanti come me che han provato cercare un buon lavoro e un po' di fortuna, fabbricar fumicità, comprare un po' di luna per poi ripiangere giù chi vale di più. E adesso ricordo Toccheva Rostica di casa mia, profumo della terra dove sono nato, più ci ripensi più io trovo nostalgia di tutti gli anni che ho buttato via, ma si potrò tornare, non me ne andrò più via, resto con te a casa mia. In quella vecchia foto bello, che a chegno appesa rivedo il cielo tuo, la piccola chiesa, su nei campi e poi essere in compagnia di un bicchiere di vino e canzone per te. Ricordo di casa mia, profumo della terra dove sono nato, più ci ripensi più provo nostalgia di tutti gli anni che ho buttato via, ma si potrò tornare, non me ne andrò più via, resto con te a casa mia.
più ti ripensi più, io trovo nostalgia di tutti gli anni che ho buttato via. Ma se potrò tornare, non me ne andrò più via, resto con te a casa mia. Che spettacolo, che meraviglia, che serata, che filò stasera, E il nostro italiano, la nostra vera e madre lingua, imparata, intanto che si ciucea delle tette della mamma, indotta dei nostri nonni, ecco, dei nostri migranti, dei primi discendenti. Noi abbiamo da parlare adesso di un'amica nostra, la Sandra Bandeira Nolli, ecco, natural de Fortaleza, qua del Ceará, ma che vive in Italia ancora 2009. È mediadora artistica, cultural, educadora, escritora e colunista que sempre tem algo em movimento, uma função que não para, que é a cultura. O talento para criar ponte, intercâmbio ou intercâmbios, ecco, interscambio ou intercâmbios e projetos culturais de impacto positivo e inspirações italianas. Essa ponte entre Itália e Brasil criou uma proposta cultural, o prêmio e o programa de rádio intitulados Conexão Itália-Brasil. Fantástico, Conexão Itália-Brasil. Dessa forma, eu recebi o convite dela para participar. E eu mandei material para ela, no Espaço Música. Fiquei muito feliz. Sandra, um grande abraço para ti, bom trabalho que você faz. Parabéns, os cumprimentos da nossa equipe. Nós, brasileiros, ter alguém lá na Itália que faz essa conexão, que liga, que une, isso é fantástico. La vitrina della notte musical, com a música in fondo della colonia, che mi ha fatto la lettera, la melodia de Baitaca, e che ha dato per tutti i cantoni per via delle reti sociali, e che la lettera mi ha piaciuto gran tanto. Un peccato che sono mica canto, di qualche maniera l'ha fatto un successo e ancora si deve fare. Vai ao ar em mais de 30 emissoras de televisão em todo o mundo. Olha só que fantástico, que bellissimo. Lei il nostro italiano, lei a nostra origine, lei a nostre radize. E a partir do dia 5 de junho, agora que vem, quem acompanhar a Sandra vai conhecer todo o trabalho dela nas redes sociais e nós enviaremos a programação e os links de acesso. Bom, parabéns, Sandra, muito obrigado pela parceria, pela amizade e pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo. E também eu agradeço pela oportunidade que você está me dando de distribuir e mandar o nosso trabalho em todas essas redes de televisão. www.facebook.com/oscar.noli, com 2L. Va bem? Sandra, un struconasso a ti, è un piacere di averti conosciuto, vero? E chissà un giorno se cataremo per strucarsi su. Ecco, continua levando o nosso italiano, a nossa língua, a nossa cultura, em todos os canais de televisão que você consegue enviar. Va bem? Grazie, un struconasso. Ma adesso parliamo della Conceito Agronegócio, que atende 40 municípios da nossa região. 40 municípios da região, sementes de milho Biomatrix. Por que falamos tanto dessa semente? Porque essa semente é tolerante ao enfesamento da cigarrinha, que destruiu lavouras inteiras, usando um biológico para o controle. Isso mesmo. Também temos produtos antimastite. Gato capio, Rinel? Escuta bem.
para o controle da mastite. Resultado excelente. Não é necessário descartar o leite. Não se perde mais nada. A Conceito Agronegócio acompanha com seus técnicos. Tanto a mastite, carrapato, berne fazem parte da saúde da tua vaca para ter leite saudável e em grande quantidade. É isso mesmo. Ecco. Milho silageiro BM 3066 Pro 3. O contato da Conceito Agronegócio de Serafina é 3444-2035. O prefixo é 54. Ou digite Conceito Agronegócio Serafina Correia que você vai conhecer. Então, o desafio da última safra foi a cigarrinha. E o nosso amicíssimo Silvio Dalmoro, agrônomo, vai falar sobre a diferença que tem lugares que plantaram duas variedades de sementes na mesma carga de trator, umas fileiras com o Biomatrix e umas fileiras que não era Biomatrix, umas pegaram, foram atacadas pela cigarrinha e umas não. Nós vamos saber disso agora. Mostra aí. Bom, esse é o município de Barão, aqui próximo a Carlos Barbosa, Serra Gaúcha. Esse é o nosso milho da empresa Biomatrix, é o BM812 Pro 3, veio tratado com ponche dermatóide, totalmente tolerante às cigarrinhas, ele não apresentou problema nenhum. E à nossa esquerda está o milho da concorrência, que o pessoal plantou. Ele comprou um pouco do nosso e um pouco do nosso concorrente para testar, para ver junto na safrinha. E aqui está bem a amostra bem clara para se ver o que acontece milho tolerante e o milho que é suscetível a cigarrinha. Pessoal, eu estou aqui na propriedade do Heitor, aqui no município de Paraí, Rio Grande do Sul, onde a gente veio outra vez verificar uma área onde foi plantado o BM3066 Pro 3, que é um milho para silagem que se mostrou tolerante à cigarrinha. Aqui aconteceu o seguinte fato: o produtor plantou uma semeadura com 7 linhas, duas linhas do nosso material e 5 linhas de outro material concorrente. O material que ficou em pé é apenas o BM3066 Pro 3, aqui também. E ele mostrou ser muito resistente à cigarrinha, enquanto o concorrente dá para perceber o que aconteceu. Então aqui está assim, tá duas fileiras de pé e 5 estão no chão. Mostrando mais uma vez o que um ataque de cigarrinha pode fazer uma lavoura e o cuidado que o agricultor tem que ter na escolha do material para plantio para esse ano. Que maravilha, que espetáculo! Um grande estruconaço a Silvio Dalmoro, ecco, e tutta a equipe da Semenza di Milho Biomatrix, proprio così, ecco, e a Conceito Agronegócio. Devo parlare adesso sobre milho. Milho è il nostro negócio. Che mandiamo un struconasso a comandante, vero? Bombassaro. Dendò zelo, Roberto? Dendò vezelo Lu? São Paulo, um struconasso ali, de ver do nosso filó italiano, maravilha, um grande abraço, Bombassaro Tagliani, ecco, un saluto anche ad Aximo di salutare i Bombassari, Aleandro Bombassari che non perde mai il nostro filó italiano. Marinho, vieni dentro, vieni avanti, Marinho, siete dove, Marinho? Sono qua. Dillo, Marostica. Sì. Bem, adesso si arriva un grande momento. Opa. Ecco. Da storia del milho, sì, delle struzie, del valore che c'era piantar milho perché si produzia poco. Guarda, pel de oca, quanta fame no galo copà al milho, quanta fame no galo tira via, di quanta gente. Te che ragione? Fame, polenta. Proprio. Allora, i ghiacciamea sorgheton, sì, ecco, e se no, là in Italia che chiama il mais,
No altri qua, desde quando siamo venuti qua, che abbiamo passato il nome Milio. Sorghetton era impiantarlo fisso. Era il sorghetto per dare alle bestie, proprio così. Marino, andiamo a parlare in nome della Dilnet, provvedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus Rasson per tutte quante le bestie, Botta Superleve Baspan, il meglio stival del Brasile, Polivalente Supermercato di Santa Rosa, Vodka Raisca, vodka che fa le meglio caipirinhe, Paludo, che se rede dell'oggi, adesso per il giorno di morosi, compreghe una robetta per vostra amorosa, per vostro moroso, anche per la eterna amorosa che sei la donna e l'uomo. Mamma dei fioi, come sì, si dice, ecco. Loja Spaludo, rede de postos Buffon, un struconasso, ecco, allora, penseve di abastecer da rede de postos Buffon, pian alimentos sono per cangati e pesci, la Bravecto che previne e controlla pool di carapati par de più di 90 giorni, è l'unico del mercato, abbiamo anche la modello Penei de Bento Gonçalves, da famiglia Cecon, e Moveca Decor, un saluto a Luciano, alla Simone, Moveca Decor, mobilia e decorazione per la casa via internet, proprio così. Giusto? Proprio. Ma adesso pareceve altri casa. Noi altri andiamo a mostrarvi quel che abbiamo fatto sta settimana qua di gravazione, tutto manuale come c'era una volta in cima del Milio. Proprio. Giusto? Giusto. Andiamo a vedere. Su che vai. Vai. Quando se va tor sulla polenta, se tol su così, se tol su così, se tol su così. Oh, 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 bella polenta così, cia cia pun, cia cia pun, cia cia pun, cia cia pun. E coi no altri andiamo tor su e il miglio per far la polenta, Bisogna menarlo casa, descartossarlo, desgranarlo, passare i bottoli e dopo sì, l'è pronto per andare al mulin, per dargli alle bestie e più che sia per far la polenta. Vegni con noi altri che vi mostremo come una volta i fe andare drio al miglio e il sistema tutto quanto a man. Osservate. Siamo rento, te a casota, te il paiol, come che volevi altri chiamarghe? Noi che si metteva via il miglio una volta, giorni di cui quasi non si dopara più. Questo qua è Gidio, Stefanon, suo fratello Marino, siamo a casa sua di lui, mostrandovi a altri come che una volta si gendea drio il miglio. Proprio così. Marino ti te che impienio tanti cestoni, tanto miglio qua. Si andava in carrozza, si impienia la carretta con la tassa. Sì, si metteva patatelle per sopra perché non cascasse due panotti, perché ne arrivò una grande venerdì. Sì, allora ascolti, cosa sei la sta tassa? Impienia ben la carretta? Sì. E la conforme tendei avanti ti mucci se postea. E allora attorno del casson si metteva panotti in piedi, così, una di una anche l'altra. Allora che stiano altri 4-5 cestoni di più. E le più belle panotte si mettono. Sì, a tassa. E chi diceva le sviole. Le sviole, sì. Ecco. Guarda che stecca. Che stecca, che sviola. Ecco, così. Allora quel paiol qua, l'erano due che si metteva via. Ancora se lo para più, vero Gigio? Sì. Lo para per far che ha, per mettere dentro mestieramenti. Vera. Ecco. Cose così, e non anzi lo impienia qua. Quanto miglio mais o meno sacchi? Ben pieno, guida che deu un 400 sacchi. Perché non anzi che si fa? A carretta, li stia 10 sacchi.
tirarlo do limpo, perché nella maniera di così tale limpo. Lo scartoson è limpo. Tornando se lo tira do limpo, se arrivi a casa, se lo descarghia, e panotte più belle rendo, e i panoncini si tira fuori. Si mette a separare per darli alle bestie o darci a pari i boi del potrero con due panoncini che loro venia, e cada caretada se aveva un tocco di carbone che si c'è del forno che si fa il pan, si marchia un risco negro della parete del paiol di cada caretada. Allora dopo se contea 20 caretate, 200 sacchi, perché era 10 sacchi cada caretata. Guarda te. Sì, e si sapeva, non si sbaglia di mia tanto, ma praticamente era giusto a quantità di carete, era 10 sacchi cada caretata. Allora stiamo di mostrarvi il processo. Un'altra cosa che era importante del miglio è che se doparea tutto, la paia, a paia scartossi per le bestie, qua c'è per faca così taglia qua il fondo qua attorno e tira voi la paia grande più dura per il pan. Ecco, e quelle finette dentro. Sì. O c'era per i sigri, paie per sigri per vendere. L'era cada 20, cada 24, cada 12. Ecco. E se no anche Palpaion! Le paillette più fine era palpaion. E guai Dio! Paion, è il colcione, il paion. Ascolta, guai Dio se non anche si assea qualche gnocchettino così. Perché quando tu devi buttarti addosso, te lo sentite la schiena, il pupan. Guai Dio! Il pupan ne dizia su. Allora tocchi a stare ben pure, belle, lise, senza neanche un gnocchetto, perché sennò tu sentite la schiena. Va bene, giusto? Beh, fin qua che vi capito, c'è pare bestie, c'è pare a caretta, incangare bestie, andare su o do, Tore Emilio, tirarlo su, cargare a caretta, descargarlo, descartossarlo. Adesso andiamo farlo do. O se no desgranare il miglio. Con la macchina. Devo farlo il miglio. Devo desgranare il miglio. E avere il bottolo che dopo parliamo. I bottoli, i sabughi. L'importanza di un bottolo. Va bene? Va bene. Quasi i bottoli. Tanti che chiamano altro nome. Tafanei. Ma avanti sempre chiama bottolo. O sabugo. Allora bianchi e rossi. Mia nonna sempre doparea 3 rossi per nettare e un bianco per confermare. Buon, il bottolo e aveva tante utilità. Del buon. In cui ti dà che valore niente. Vestire di questi qua. No, un'altra che riempì volentieri, a macchina spacca tutto. Ma infatti maneghetti, stropoli. Maniche di mensura. Di alima, di araspa. Proprio. Rento te laseo. Te laseo per dare il fortidon. Boh, ma infatti i bottoli è per far fuoco. Intaccare il fuoco a mattina. Mettei a fare 3-4 bottoli e come se gliene aveva tanti per ora di polenta boie bottoli ma vabbè vatti che avevi capito ora che il bottolo viene fuori sporchetto con perde grani ma che a macchina quale buona la viene fuori con quasi senza miglio su al bottolo guai Dio a fare un grande miglio perché dopo ne ha bruciato no guarda ecco proprio così va bene. Allora, dove che se viene questa macchina qua? Questa macchina qua se viene della famiglia Gregianin. Gregianin che ha imprestato la macchina. Ora, sì Gregianin. Ecco. Il primo così, fiol de Beppi Gregianin. Ecco, così. Allora guardi qua. Guarda qua. Guarda che bel miglio. Così tal'era. Ma che è un dettaglio importante, una cosa che bisogna che parliamo. Tante volte. Ti eri in casa, ti soli, le vacche o le bestie che era più miglio, te le sfadò, perché a desgranarlo, allora ti eri ti soli, tutto era facile ti soli, ma manco desgranare il miglio, e mi voglio mostrare adesso com'è che si desgranea miglio un solo,
Ecco, sì. Te finite di sgranare, devi passare i bottoli, dopo te cattei sul miglio, te devi masenarlo, dai. Guardai le bestie. Guardi le bestie. Va bene, adesso vi mostriamo come che un sol e il fe. Allora, qua man sanca e qua dritta, fare a 30 milimetri. È la fatica che stufa anche, vero? Ecco, se il varento questa notte fa il culo e va via non facile. Conta sempre Bisogna qua sempre qua conta. Ora qua punta, e allora vado facile, va bene? Importante, no, altri mostrarvi a altri di che il grande Emilio, qua polenta, gas levat tanti di noi altri. Mi sono Sì, polenta. sì. Gigi mia fratella anche. Polenta e latte, polenta e formaggio, polenta e scoro, polenta e serule, polenta. Tanta polenta e poco. Sempre E poco con di panade. Allora, Felice e il pupà, principalmente quando che indea tirar su il primo miglio, che quel vecchio, che ne era P. Sì. O era tutto bisà. Bisà di Carusci o Sì, dei ratti. Allora i primi, io lo tirei a su, i vardea le pelle panoce, desgranea a man, mia vera. Ma a me me penso la mia nonna era tanto verde ancora, e muoio, che per fargli a prima riga tira via qua facca. Col cortelletto tira via 2 righe, per dopo cominciare a tresfarlo dopo e man. Ma con un bottolo? Con un bottolo. Bottolo desfà anche Sì, l'altro. Proprio. E dopo lo mettete un tendone al sole diverse giornate che si secchesse, sciocchea. Lo tamizzava. Sventolarlo. Sì, per andare al mulino netto, limpo, proprio. E mio papà mi diceva, vai in mulino ma dica che ne mangi nel mio. Proprio. Allora se te volevi mangiare la farina del coniglio tocca aspettare che lo macinesse, se no te lo truccava. E a poco ti capricciare e dopo ci appare il miglio di un di repente che non si era capriccioso. Il miglio nuovo e secco che farina. Beh, un'altra cosa importante, una volta noi doparavamo adubi, ureia, e neanche noi compria somenza no. Allora i piantea col sara qua, con la macchinetta. Col tac. E il primo era con spuncion, con la sacoletta, piantea una miseria di miglio. Allora Felice, i tirea via i primi grani qua del fondo da panocchia, il cul da panocchia, e la punta da panocchia. E restea 80-90% che restea pipareio. Era tutto quasi compagno. Che allora gli aveva un gran meglio per buttare, per germinare. E un'altra, de adotte a macchina, una bitola a quantia giusta, 2, 3, 4. Ma 4 era quasi massa. Quante volte non andiamo a sciarare miglio? La gambera. Senti a sciarare miglio. Tutta via gambera. Sì, perché veniva su caschiedo 5 a colpi. Allora 5 c'era massa. Via 2. Sciarare miglio. Perché quando era 4-5 gambere, là, un fia mia la panocchia, allora deseghe via le bestie. Cosita? Ecco. Guarda qua allora, Marostica. Sì, guarda che bel panocchio. Brindiamo il miglio. Vai, qua. E allora, cosa che mio cattava altri, Che spettacolo, Sì. Questo qua che fin vede sul pel de oca, Se era di guardare lì come mi veniva in mente, perché anche amico ho fatto che lavori lì. Allora hanno altri assieme la carretta con le mule, no altri. Sul monte. E la rossa è a zona del bus, allora se ne so, si fa i carghieri con i sacchi, che nei sacchi, 4 sacchi insieme alle mule, si menea su e va dentro della carretta. Pensa bem, é complicado até de falar, porque talvez a gente não use as expressões corretas. E cargueiri gera a musa enselada com isso
com'è con che... la cangaia. A cangaia, proprio. Cangaia. E con un cestone de milho cada banda. No, un sacco. Sacchi. Sacchi. A sacchi, che chiama il cargheri. Il carghiere, era 4 sacchi, si legava un sacco un con l'altro, né? Dopo E un tirè alla mula. E dopo se la menea, no? E se vodea, allora la carretta non andava per andare giù della rossa, allora si menea su i carghieri e svodea sulla carretta. Già sì, già di, né? Sì. Già, tacco a tacco con la colheitadeira de ancoi. Proprio vero. Compagna. Pensa sol quanto gli metteva per cattare sul miglio. Sì, perché c'era rive, c'era perai, c'era piante, c'era borre, c'era trodi, il demonio, spinari. I prespiti, i scartosi. E bei, i martinetti scartosi, quanti becconi, Marino, ah! Bene, è difficile solo di immaginarsela. Sì. Ma l'avevamo passata, avevamo vencesto tutto questo. Siamo vencitori noi per quel che avevamo passato. E se non siamo noi, se sta i nostri pupà, i nostri nonni, i nostri bisnonni, gli antenati, i primi discendenti immigranti. Quante struzie. Per arrivare al giorno di ancora la cuccagna che avevamo noi, la fortuna che avevamo. L'abbondanza di ancora. Mi è vero? Grazie a loro. Che sonata femo? Rineo, dimmela. Che l'uccellino? Ecco, È l'uccellino della... allegrare un poco. Ah sì, è? Ecco. Vai! Vamos là! Vai là, Perotti. Quell'uccellino su quella rama chiamava la dama la lilla illa, chiamava la dama la lilla illa. Quell'uccellino su quella rama chiamava la dama la lilla illa per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai, ai, a quell'uccellino la lilla illa, quell'uccellino la lilla illa. Dimmi poi biondina come vai, ai, a quell'uccellino la lilla illa per far l'amore. Etatela! E adesso? Quell'uccellino sulla finestra e lui fa festa la lilla illa, e lui fa festa la lilla illa. Quell'uccellino sulla finestra e lui fa festa la lilla illa per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai, ai, a quell'uccellino la lilla illa, quell'uccellino la lilla illa. Dimmi poi biondina come vai, ai, a quell'uccellino la lilla illa per far l'amore. Dai che paia la destra e fuori il formello, al miglio anche. Le così del fiume. E l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e no dai vecchi amareti. Ciribiribing, domani festa, ciribiribing, non si lavora, ciribiribing, l'amorosa, ciribiribing, da trovare. Ciribiribing, domani festa, ciribiribing, non si lavora, ciribiribing, l'amorosa, ciribiribing, da trovare. Andiamo via! E la per tutte andando a messa, e la per tutte andando a messa, e la per tutte andando a messa, e a quel di sega sposa. Ciribiribing, domani le feste, ciribiribing, non si lavora, ciribiribing, l'amorosa, ciribiribing, da trovare. Ciribiribing, domani le festa, ciribiribing, non si lavora, ciribiribing, l'amorosa, ciribiribing, da trovare. Fala
ciribiribim, domani è festa, ciribiribim, non Se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribim da trovare. Hey, hey! Ma senza quei che dà forza al nostro programma, nostri patrocinadori culturai, non si va avanti. Un minutinho. E quando nós cantamos de Veder Marinho, Dio farà polenta. Vai! A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Quando se tolse la bella polenta se tolse così, se tolse così, se tolse così. E adesso? Oh, 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 bella polenta così, cia cia pum, 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 cia cia pum. Mario, Mario, adesso quando si smisia la bella polenta si smisia così, cia cia pum, cia così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Spettacolo a Marinho! E lo che dentro lì? Quale?
Farina, acqua e sal. Smissi allora. Farina, acqua e sal e smissiar. Farina, acqua e sal. Sì. Mare, Va allora lì bene, c'è la Apollo. polenta che va ti conoscere. Va bene? Guarda, Ciao. spettacolo. Avviene dura quando Del nostro miglio Ma tanto Mario importante che de più che te smissi più dura diventa. Sì, e Nanta se attacca mia tanto sotto. Perché se te la... Cosa zelo che de più che te smissi più dura diventa. La polenta! Vai a ribecche di pensare altre cose. Sì. Marinho è 40 che ne lo che. Pianche mi tengo. Radici cotti e che ancora? Quise la pancetta, Sì. quise segole, e abbiamo buttato anche un po' di bagna. Sì. Fatto su un spettacolo. Guarda, dici, Beh, a fatica che te ora de torsù viene in lingua di vacca, zaguassoni, Ma dopo rampeghina, dopo de polpette, cotto. ma dopo cotto, Beto tutto Pizzetta che ha certo, detto che sì. va in bora, eh? Sì. Va bene, e adesso cian 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 cian. Maiale, porco, porcel. E lì appunto Romaia che manca Siccio. solo il tragherento, Siccio. i consieri. I consieri, qua della Consieri, schianta. Tanti dicono, ma come che ti butti in i consieri te ora che te... No, perché sennò si brusa e resta con un gusto di brusare. Sì. Guarda un pochettino anche che diamo una scaldatella e tremo rento allora, parsemol, scarlogne, i Consieri de casa. Che dà il gusto. Quel dà... che volevi altri, giusto Marigno? Che Sì. spettacolo, eh? Guarda, che bella E dopo a Fortaia, perché a Fortaia tocca fare a ora, Cosa vero? fate ora? Sì. Sì, perché sennò... Vega ho dato acqua in bocca, Tusi. Marigno, ascolta bene. Ehi. Ascolta bene questa qua. Che tu che- Allora una volta l'è andato al mulin con 2 quarte. Sì. Ecco, in schiena. 15 kg, 2 quarti e 15 kg. 8 chilometri a piedi. 8 chilometri. Non era tanto distante, no. No, una volta no. Non era 8 chilometri a piedi. Quando lui è andato, il tempo fa bel. Ma quando lei arriva là, aspetta l'uomo Masenar, che è venuto su un temporale grande. Verón, mi dico te lo Sì, verón. c'è un temporale, una piova, allora aspetta. E non schiara. E non schiara, aspetta. E allora il mulinaro ha detto, dormi qua stasera? No, guarda di, qui in casa senza polenta perché è Signor. caro. E non che n'era telefono. No, neanche zap che era mia. Allora il Dobbiamo mandare una carta, ma arrivi prima Lude che a che carta. a carta. Sì. Allora ciò, quando c'era Drio, andar dol sol, gasciario. Opa. Piantare in cima a schiena queste 2 quarte di farina e si cavalotto aggatta a a casa. schiena. Sì, cavalotto sì, e via, a piedi. Ma il gavè di attraversare un rio. Uiala. Mi dico il Rio a Barranchi o no? Ma va a ti! Tutto a Quando piove che piove va. tanto arriva a Barranchi. Sì. Cioè, quando che lei è arrivato il posto che il travessea, non che c'era ponte, Tu che attraversare non che c'era la ponte, capisto? Sì. Neanche la pinghella che c'è mea. Sì, la pinghella. La pinghella c'era Una bora. una bora che attraversava tagliata il Rio. e tagliata col manarin per stare insieme col Portego. il portego. Sì, col portego. Con remano, portego. Sì. Allora te attraversai che era niente, tocché attraversare a piedi il Rio. E lui, e c'era devoto di Gesù Cristo e della Madonna del Rosario. Ma che i tempi là, se aveva, abbiamo imparato di generazione per generazione, che se aveva sudizione del demonio. Del diavolo. Guarda, Tanto che in cui quando un che è bravo, che fa una proesa, guarda che demonio. Che demonio. Che demonio Sì. quella, sì. Ah. Ciò allora da sa star che con sta farina in cima a schiena, liga il sacco e il var del rio, acqua turbia. Tombole, a il vento a tombole. A tombole. Cioè. E il ga pensava come attraversare. Ma lui conosceva il rio. Era passato tante Sì. volte quando era basso, ma non di che sistema. Carrete, i boi anche passavano. Sì. È andato in mezzo al matto, capoeira un matto, piante grande, e il gatto ha un ramo grossotto così, doppio di amescola, alto, più grande di lui, come se fosse un cajado. Ah, sì. Sto, come si,
è il cavallo. Ah, sì, sì. I vecchiotti che chiamano il me cavallo. Ecco. sì. E allora andava davanti pestando e palpando col bastone sì. e dopo il metteva il piede. Così che ha pensato di fare. Diceva, io era sicuro. L'era sicuro. E che ha pensato così. Sento di una cosa, per me dar franco. Perché lui calcolò che l'era mia buon passare. Allora, lui e la farina. Allora, è già pensato. Che domando aiuto a Dio. Al Signore. Ah, sì? Perché il Signore è buono, ma se che pensa, ma il diavolo. Allora il postè così metteva il piede sanco e diceva, il Signore è buono. E dopo il metteva, ma il diavolo neanche le mie rugno. Perché già pensa. Era Dio pushare il sacco a tutti e due. li mantengo tutti e Tutti due. e due chi mi protegge. E allora dopo vediamo cosa che viene fuori, perché vacche che domanda aiuto a uno e che altro Che l'altro mi rabatta. Ahì che sta. Già pensa così, allora che zio, il Signore è buono, ma il diavolo neanche la mia le rugno. mie proprio E li vanti, perdo. il Signore è buono e l'acqua viene su. Sì. Il Signore è buono e il diavolo neanche, e vanti, cioè, l'acqua le arriva da qua. E il sacco da farina. Tutte a testa. Sì, sì. Se no lo bagniera così va da Guarda, metti questo sacco da farina qua in cima e spalpon e vai. Del mezzo rio la parte Pifonda. Pifonda Sì. che le arriva qua così. Il naso così. E Cioè, diceva, il Signore è buono, ma il diavolo e potevi avere tanta poca perché sennò ne ha retto acqua se Con soffriva. gas mi si è sbassato a qua a pensare. Sono Dio salvarmi, il Signore è buono, il diavolo neanche le mie rugno, il Signore è buono, il diavolo neanche le mie tristo e vai. Cioè, e acqua sempre pinto. E acqua sempre finito. Ma lì, caro, strucchetta, io c'ho di cantiero, che ora Sì. lì. Ma che Sì. E allora quando lei va fuori, che l'acqua è andata do qua del corpo, con lei va fuori, e che pensa, e adesso ringrazio chi è, e che pensa, sa vide una cosa, che poi il bastone tratto via, non ci aveva tutti e due, a casa. Oh, ingratito! Questa qua sì non è ingratito! Proprio così, cose, scherzi di italiani. Ma mia, ascolta, guarda. ma Rosica, Sì. già che decidiamo parlare sopra il Signore, vogliamo parlare qua che domani è il giorno della Madonna de Caravaggio. Oppa! Sì. Ah, sì, 26 di maggio, a Madonna de Caravaggio, al santuario di Farroupilhas, è il più grande santuario della Madonna de Caravaggio che c'è in Brasil. Opa. Quando che era mia pandemia, e fece le romarie di 250.000 persone. Maria Santissima. E allora che ti mandiamo un ringrazio per me, che ti mandiamo una benedizione che la mecciute per passare fuori. Sta pandemia, sto mestieramento. Abbiamo perso amici grandi. Sì, tanti, no pochi. Grandi. E, allora, e ringraziamo Madonna, anche che noi altri siamo mai andati, Sì. siamo qua Sì. e volemo continuare a allora star qua. Madonna de Caravaggio, benedissime, noi altri e tutti. Va Proprio, bene, ecco. così, ecco. Mi va bene della Marino, Vai. ti continuo a smissiarli. Sì, se no si attacca sotto. Proprio. Prima live italiana, Ceie Grandi, Grammatica e Storia, progetto finanziato dal Governo del Stato del Rio Grande do Sul, in parceria con Poder Pubblico Municipal, Secretaria Municipal di Cultura. Adesso, doppia, quinta-feira, giorno 27 di maggio, le 7 alla sera, proprio così, a Fernanda Megadito, tutti quanti in Takai per vedere questa live, questo filò, questo ringraziamento per tutto quel che tutti quanti si devono tirarsi avanti per il nostro italiano. E allora, in Prefettura Municipale di Serafina Correa, ecco, la live doppia di sera alle 7, così proprio, va bene, 19 ore, no Facebook da Prefeitura, giusto così? Anche venerdì, giorno 28, saremo a Nova Alvorada, faremo un filò là, una notte italiana, con valori culturali di là, sonare, scherzare, ridere, passarsela, tirarsi avanti, un struconasso alla Loli e a tutti quelli che viene a cantare, suonare con noi altri, al prefetto Romanini, al vice Groli e a tutti di Nova Alvorada. Sexta-feira, dia 28, no Facebook do municipio di Nova Alvorada. Va bene? Gavemo special del giorno del Million Coi, con la forza de
Biomatrix Semença de Milho e de Conceito Agronegócio com a de Serafina Correa. Um regraciamento especial à Moveca Decor, muito mais comodidade, conforto, tranquilidade e confiança nas compras realizadas pela internet através da loja virtual Moveca Decor. Mobília, com móveis e decorações, é Moveca Decor. Compre com tranquilidade, com segurança, porque é muita qualidade. Pagamento pode ser no cartão ou à vista com descontos, dá uma choradinha, fala com a Simone, ok? Un struconasso anche a Luciano, che se sempre a vedermi, un struconasso a famiglia Tonini anche, che se via la banda Farroupilha, cosita assim, moveca.com.br. Vamos ver o vídeo? Roda lá. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Valeu! Cosita sia. Sonade. Sì, bisogna. Maria Santissima. Sonade, quei che se casa, un struconasso a tutti i valti che si Dio scompartir e Dio passare avanti il nostro filò, far le persone saber que a Serafina Correa, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, tem uma equipe que faz um filó toda terça-feira, às 19h30, pelo Facebook Edgar Marostica. Ecco là. É sorte di nostri amici che vien cantar qua, Maravilha. È una soddisfazione essere qua a cantare. Ecco, a satisfazione è tutta nostra. Ecco, de vedere Valti, vem de Caxias do Sul para cantar qua. Femo o quê? Gadi, cantemo o quê adesso? Cantiamo una canzone della Calabria, Calabrisella mia. Calabrisella mia. No. Anche mia. Vai, dai loro. Nina, t'ho visto quando del rio lavavi e il mio cuore di amore secca in pienesto in quanto lavavi e battevi le tue robe e sconto te ho rubato il più bel fazzoletto. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, te voglio basare. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, te voglio basare. Tiro larero, larero, larà, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro larero, larero, larà, sta Calabrisella morire mi fa. Quando per studiare in città son andato, bella come Tino ho trovato. Quando ricordava i tuoi occhi sempre appassionati, sai quel tuo fazzoletto con le mani struccava. Calabrisella mia, Calabrisella mia, la tua bocca l'hai fatta per basare. Altra volta! Calabrisella mia, Calabrisella
brisella mia, te voglio basare. Tiro la re, la ra, stacca la brisella, morire mi fa. Tiro la re, la ra, stacca la brisella, morire mi fa. Marco Baghetto-Kelly. Igual um presente qua endereçar a signor Edgar Marostia. Oh, signor Edgar Marostica. Signor. Me que il signor lì. Signorão, vara sol. Allora, Vardar. ah sì, ciò. Produtos Pitol. Olio de noz pecan. E altri prodotti. Ascolta bene. Ascolta bene. Posso dare una idea? No altri che abbiamo più tempo. E ancora sarà. Allora, martedì che viene, noi andremo a vedere questa casa qua, per vedere i prodotti di Apitol. Va bene? Bem, cosita. Mude de nogare che tocca piantarle adesso in giugno, giugno, massimo in agosto, va bene? Bem, cosita. Nogueiras Pitol, mudas do Viveiro Pitol, va bene? Sì, bem cosita. Ringraziare a quelli che mi hanno mandato questi prodotti. Martedì che viene verzemo e vediamo cosa che quiser. E manhemo se sicuramente. Marco Gnelo Kelly. Ah, che de tutto qua, che le città. Città. Allora daghe aria lá. Gentil, Santo Antônio do Palma, Quilombo, Caldas Novas, Goiás, Arroio do Silva, Santa Catarina, Maria Nova Sara. Erechim, Guabiruba, Santa Catarina, Sarandi, Lópolis, Chapecó, Santa Teresa, Eldorado, Corbélia, Paraná, Cascavel, Oro, Santa Catarina, Ribeirão Preto e Biaçá. Queste qua. Il sistema è tante, quelle che neanche vede delle volte che si sistema. Sì, proprio così. Va bene. Ascolta, dimmi, dove è venuto il miglio? Il miglio, ho fatto una pesquisa di parlare lì, il miglio è dell'America. Quando Cristóvão Colombo le venuto in 1492, a prima spedizione... 1492, che sta descoberto l'America, dice. Cristoforo Colombo. Parabéns. Cristoforo Colombo. Ben così. Non era Cristóvão. È Cristoforo. Ah, sì, giusto. E il ha portato para a Europa, Portugal, França, Itália. E lá, allora, durante 2-3 secoli, gli italiani hanno desenvolto bene la cultura. Quando veniste in 1875, già sapeva manusear, piantarlo e tutto. Né? Era il principale cereal nella época lá e va portare qua del Brasil quando veniste in migrazione. La storia è mais ou menos così, mas está aí que ga catar, enfim, lá em Vanti, né? Va bene, va bene. Ele está mais ou menos cosita. Resumidamente la storia. Un pochettino della storia. Mandiamo un saluto al frate Arlindo Battistelli. Está até a pesquisa che ho guardato. Ghetto lì, Josi. Ghetto lì un po' di immagini per non parlare qua. Ghetto come metterle su. La importanza di el million na casa, che scomiciente il piantarlo con spuncion. Va bene? Guarda, di guardando le immagini che abbiamo qua, te puoi passarle, va guarda lì, i ghedea a fuoco, rabaltea il matto, le capoeire, i ghedea a fuoco e dopo piante con spuncion, guarda lì spuncion, ecco cosita, maraviglia. Le somensette che c'era ciara, non coi si pianta 10, 20, 100, quanti sacchi, na epoca là 1 chilo, 2 te fai una muccia. Rossate, proprio cosita, ecco. Guarda bene, guarda lì cosa che era. I pini, tre tutto, per piantare, che n'era, guarda il nonno là che sapeva. Tu si sapere in mezzo il miglio, le comandar picconar con piccon de borracha dell'asfalto, mais o meno. Sì, proprio, te che ragione, l'era cosita. L'immagine che se venisse del libro di Arlindo Battistelli. Qua di Nova Prata, proprio così. Guarda le mule col carghero, che india tirare giù le cime, dopo i fea le mede. Guarda la cima lì, il pendão. Ecco, i fea le... la meda. La meda che dopo gli dà il pasto dell'inverno, quando veniva le brine coperto tutto. Non che era essa e vena, non che era pasto d'inverno. Ma niente che le bestie. Sì, se tiri do la cima, se tiri do le foglie, se tiri tutto, la panocchia, stia là solo il canotto, te che ragione Marco? Sì, il canotto di Emilio stia là. Ecco, cosita, maraviglia. Bem cosita.
Un ringraziamento super polivalente e a Modelo Pneus de Bento Gonçalves, anche a loro i nostri patrocinatori. Ecco, va bene. Frate Arlindo Battistelli, che lavoro che ha fatto su i libri. Sì. Sì. Marco, una volta parlando in farina, con no? miglio così, le salta fuori, qua chi parla di ridere, tal salta fuori un nel gadetto così, Migo mai ridesto in vita come 2 volte. Due volte te che ridesto? Sì, il gadito. Migo ridesto tanto, quando che è morto il nonno, veder che bocche brutte che il fea. Guarda che cosa. E che altra volta, se quando caccia fuoco la casota, il paiolo a casa, vedere i ratti come chi indea. Dissi noi se mandea. Sì, ciò, perché vara del paiol, te la casota che ne era il miglio, quanti ratti. E l'ultimo miglio, la spusa di pis. Le cacae dei ratti, tu che ciappalo portalo fuori per dare le galline che le mangiasse quelle che le voleva. Ma chi? Due che se aveva paura della malattia dei ratti. La leptospirosi. Com'è che c'è il nome, Beto? Leptospirosi. È difficile di parlarlo, calcola. Mario, ti vedo i sudori lì, Vieni qua, mostra i sudori, mostra. Ascolta qua. Guarda lì. E quante volte... Ciappa il microfono, Mario. Guarda che ti casca dentro. No, da mia coca mescola. Quante volte si andava a battere il miglio, si andava a copare... Adesso sì, le mie da dritta sanca, è sanca pa dritta. Perché a mescola è costumata con Marino. Cosetta. Quante volte Marostica se voleva scopare sto ratto, spanocciare, io scapparmi, se voleva ciapparlo per la cua, e molea il tocco di cua. Molea a scorsa da cua. A scorsa da cua. Te ciappai cosetta ciò, e il ratto andava senza il tocchetto di scorsa. Sì, festeggo a scorsa da cua, ma. Parti vede cosa che si era, non si era demoni bestie. Non si capiva paura di niente. Sì o no? No, selvatici, bestie, demoni. Vera. Ma che schifo, no, che era schifo, era una parola che non era mica il nostro vocabolario. E dopo se ne impea su e manco, se ne mai a ma è bergamote. E guarda lì ciò che... E guarda che pura difesa per il corpo, no? Sì. Marco, finimo l'idea. Cioè. Mi vuoi mandare un struconasso e desiderarghe salute a Silvio Dalmoro, che si tira su. Sì. Ecco. Madonna de Caravaggio che la te. Che te benedica, proprio. Ringraziamento speciale a Biomatrix Somensa d'Emilio, Silageiro che zedriu fare un successo grande, Isè renomati, Isè linea avanti, Isè sempre avanti a tecnologia, vero? Ecco, allora Silvio Dalmoro e la Conceito Agronegócio, che c'è gente qua di Serafina Corea, nostri amici, eterni amici, nostri patrocinatori, Zé e Carlinho, struconasso a loro, ecco. E anche mandiamo un saluto a Gigio, tuo fratello. Che ha in cangale vacche, che mi ha aiutato a tirare dal miglio e tintontan, no? Sì, Dio guardare il nostro programma. Sì, Dio assistirmi altri. Va bene, cosita, ecco, la Dilnet, la Migi Plus, la Baspan, Polivalente, Vodka Raisca, Paludo, che se le logiche adesso ha il presente per il giorno di Morosi, Rede del Postos Buffon, la Pian Alimentos, Bravecto, Modelo Penai de Bento, Moveca Decor. Ringraziai tutti, mi guidate sì, vero? Sì. Devi mandare un struconasso anche a Tina, che la filmagem è stata di bastidori. Ecco, la sua l'accompagnava tutto. Con la sua gambetta, ma da sotto. Ma guarda, ma ella è firme, no? Così. Marco, ringraziai tutti. Mi va adesso banda dell'acqua suonatori. Sì. Ultima. Ecco. E mi e Beto Pinzetta che abbiamo l'accabamento finale. Allora che abbia fortaia da fare. Sì, allora tutti quanti un struconasso! Eccolo. Il Neo? Ecco. Cosita? Gadi? Cosita sull'altro.
Gian. Un ringraziamento speciale a Walter che si venisse di Caxias do Sul, una notte fredda qua. Ieri sera era tanto freddo, stamattina che già era una brina ma bianca. Uia, ma pensa, la più grande brina fin i giorni di ancora qua, qua a casa mia, d'esto anno, a più forte, fino adesso. Ma che venga ancora, ma la brina la è importante. La brina la staiona le piante, la tenga in drio, se no per segare i butta, fuori de ora. A natureza è sabbia, né? Ela descansa, né? Ecco, Descansa dessa. Ha il suo tempo, giusto. Giusto, parola giusta. Va bene. Mi sono tanto contento che Valdi si veniste. Ecco, non che sarà un buon filò senza i suonatori. E Valdi che vi fatto pulito, che vi fatto la vostra parte. Continuare a parlare italiano, portando avanti la nostra cultura, suonare, allegrare persone, così. Ecco, e mantenere con salute quel che mi desidero a Valdi. Altrettanto, né? Ecco, se Dio vuole. Femo due. Ecco. Due sonate. Grazie. Anche a Valdi che mi ha accompagnato stasera. Un ringraziamento tutto quanto speciale. Josiel, grazie. Grazie Gisa. Grazie Betão. A Beto Pinzetta, nostro dentista, nostro incentivador per la cultura, sempre pronto e disposto. E a Valtri che si de Caxias do Sul e il gruppo Partigiani. Vai, ciao, salute. Se canto lo bevo, se bevo lo godo, vin la salute ma quello del chiodo. Se canto lo bevo, se bevo lo godo, vin la salute ma quello del chiodo. E tutti poi lo dice che gamenta il vin, se non l'ha in paradiso. Dove? Alle vecchi vicini. Se canto lo bevo, se bevo lo godo, vin la salute ma quello del chiodo. Se canto lo bevo, se bevo lo godo, vin la salute ma quello del chiodo. Al nono Pepì che si deve ascoltare un trucco nastro. È quello che si dice, non è mia poesia, perché non bevi vino, già passò il malattia. Se canto non bevo, se bevo non godo, vin la salute ma quello del chiodo. Se canto lo bevo, se bevo lo godo, vin la salute ma quello del chiodo. Struccone a tutti chi ascolta, canta in casa, vai! Hey! Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Io sono muio
da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 io sono muio da partigiano. Tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutta la gente che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutta la gente che passeranno te diranno che bel fiore, e questo fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo fiore da partigiano morto per la libertà. E questo fiore da partigiano morto per la libertà. Eccola! E fora Giasottoli! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.